Per avere in concessione uno spazio pubblico a Vicenza, d'ora in poi bisognerà sottoscrivere un esplicito ripudio del fascismo. I gruppi di estrema destra sono avvisati, ma anche il generale Vannacci dovrebbe fornire qualche garanzia aggiuntiva nel caso in cui decidesse di tornare nella città del Palladio. Il Consiglio Comunale di Vicenza martedì sera ha approvato con 20 voti favorevoli e 7 contrari la reintroduzione della cosiddetta clausola antifascista, inserita per la prima volta nel 2018 dall'allora sindaco Achille Variati del Partito Democratico, poi rimossa dall'amministrazione di destra guidata da Francesco Rucco e ora ristabilita grazie all'iniziativa del giovane primo cittadino del PD Giacomo Possamai. A circa un mese dal 25 aprile Vicenza, medaglia d'oro della Resistenza, fa il pieno di anticorpi per fronteggiare quelle che potranno essere le iniziative dei nostalgici del ventennio. Durante il dibattito la polemica è stata aspra, soprattutto in seguito all'intervento del consigliere comunale Giorgio Conte, un passato tra MSI e AN e ora esponente di Fratelli d'Italia, che poi è anche uscito dall'aula per protesta. Ma anche il leghista Jacopo Maltauro è insorto, bollandola come una mozione intrisa di passato. Tuttavia la maggioranza di centrosinistra che guida ormai da un anno la città ha tenuto ben saldo il timone. Non capisco questa ritrosia della destra a dirsi antifascista, è stato il commento del sindaco Possamai, citando una frase di Gianfranco Fini. C'è un elemento storico nel nostro paese che è richiamato nella Carta Costituzionale. Questo non significa affatto inneggiare ad altri totalitarismi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 28 marzo 2024 e la prima notizia del giorno riguarda la clausola antifascista che è stata ripristinata nella città di Vicenza dalla amministrazione di centrosinistra guidata da Giacomo Possamai, già capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Allora, vediamo la notizia sui quotidiani del gruppo NEM. Vicenza ripristina la clausola antifascista per gli spazi pubblici e scoppia la polemica. Abbiamo letto prima l'inizio dell'articolo di Enrico Ferro, che riporta anche le dichiarazioni di Giovine, esponente di Fratelli d'Italia, che parla di una norma antistorica e ideologica. Noi l'avevamo abolita, rivendica il partito di Giorgia Meloni. Il sindaco Possamai ribatte citando un esponente della destra italiana, ovvero Gianfranco Fini: non capisco questa ritrosia della destra. Dal punto di vista tecnico, quella approvata martedì sera in Consiglio Comunale a Vicenza è una mozione. Ora sarà la Giunta a dover mettere nero su bianco il nuovo regolamento che disciplinerà l'uso degli spazi pubblici da qui in avanti. La clausola antifascista, infatti, è un appendice al regolamento per la concessione degli spazi pubblici, presente in numerose città d'Italia, tra cui anche Milano. Quando però a Vicenza riuscì a insediarsi la coalizione di centrodestra, fu una delle prime cose che i nuovi amministratori decisero di cambiare. Silvio Giovine, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e uomo di fiducia dell'assessora Elena Donazzan, fu il primo a esultare sui social, evidenziando il piacere di aver sbianchettato definitivamente la parola antifascista. Ma in politica le stagioni possono cambiare abbastanza rapidamente e anche Vicenza, dopo Verona e Padova, è passata al centro-sinistra con le ultime elezioni amministrative. I consiglieri di coalizione civica Martina Corbetti e Mattia Pilan, che rappresentano l'ala più a sinistra della squadra che governa la città, sono tornati alla carica chiedendo di ripristinare la clausola e la maggioranza ha accolto compatta la loro proposta. Insomma, questo per quanto riguarda la prima notizia del giorno, appunto la reintroduzione della clausola antifascista nel capoluogo berico. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi con intanto una notizia che riguarda la riforma dei servizi sociali in Regione Veneto. E allora leggiamo i titoli su Gazzettino e quotidiani del gruppo NEM. Intesa bipartisan sui nuovi ATS e tutti si intestano le modifiche. Questo è il titolo dell'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino. L'assessore Lanzarin: è stato fatto un buon lavoro, così sarà sviluppata la gestione dei servizi sociali. Questa è la dichiarazione dell'assessora Manuela Lanzarin alla sanità e al sociale, assessora regionale naturalmente. Vediamo anche i quotidiani del gruppo NEM, dove l'articolo
è di Filippo Tosatto. Ambiti territoriali sociali, ok, senza voti contrari. Resta però il nodo dei fondi, dice la minoranza. Il Consiglio regionale approva la legge che istituisce gli ATS, appunto questi ambiti territoriali sociali. La maggioranza apre ad alcuni emendamenti e garantisce la gestione del sociale rimarrà in mano pubblica. Così, insomma, in 2 giorni viene approvata una delle norme più importanti forse di questa legislatura regionale, che appunto va a ridefinire il sistema dei servizi sociali in Veneto, con molti punti interrogativi sulla futura riorganizzazione e sulle fasi attuative appunto di questa riforma, che sono lasciate in capo da un lato alla giunta regionale e dall'altro ai comuni. Ma voltiamo pagina e come sempre diamo uno sguardo un po' più ampio alla politica regionale, in particolare alla crisi del centrodestra in Veneto, saldamente al governo della regione da ormai 30 anni, ma la coalizione creata sostanzialmente da Silvio Berlusconi durante la Seconda Repubblica e è rimasta inalterata nel corso degli anni fino ad oggi, fino al governo Meloni a livello nazionale, in Veneto continua a litigare e a dividersi. E allora partiamo dal Gazzettino di oggi. Il gran rifiuto di Bottacin, voto Lega ma non sarò candidato alle europee. Di chi si tratta? Giampaolo Bottacin, assessore regionale all'ambiente, esponente della Lega. Anche Marcato, altro esponente di peso della giunta di Luca Zaia, anche lui leghista, si defila. Dei 3 ribelli veneti solo Caner, assessore al turismo, potrebbe finire in lista. Perché si parla di ribelli? Perché, forse lo ricorderete, Bottacin, Marcato e Caner, tutti e 3 leghisti, nei mesi scorsi sembravano aver rotto con il partito di Matteo Salvini e di Luca Zaia e di essere pronti a passare a Forza Italia. Invece questo non è avvenuto, però nessuno di loro sarà candidato alle europee nella lista della Lega, tranne forse Federico Caner. E intanto il rifiuto di Bottacin comporta il fatto che non ci sarà per la Lega nessun rappresentante di Belluno. Spiega l'assessore all'ambiente: preferisco finire il mio mandato in regione. Ci riprovano gli uscenti quindi della Lega alle elezioni europee, Borchia e Conte, in attesa di sciogliere il nodo Vannacci come capolista. Ma c'è un'altra notizia sulla stessa pagina del Gazzettino che riguarda non tanto i veleni all'interno della Lega Veneta, quanto invece lo scontro tra la stessa Lega e Fratelli d'Italia. E il titolo è questo: e dopo Bassano a destra scoppia il caso Chioggia. Bassano, dove la Lega correrà alle elezioni amministrative con un proprio candidato di peso, tra l'altro Nicola Finco, vice segretario del Consiglio regionale del Veneto, contro un candidato sostenuto da Fratelli d'Italia. E a Chioggia invece, dove il centrodestra governa, il sindaco leghista Mauro Armelao ha rotto con Fratelli d'Italia e se non troverà l'accordo con un paio di civici l'amministrazione sarà a rischio crisi. Corse ancora separate a Noale e a Spinea, intesa raggiunta invece a Rovigo con una candidata civica che peraltro è una dirigente regionale della CISL. Ma vediamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM la notizia relativa a questo scontro che avviene nella seconda città più popolosa della provincia di Venezia. Chioggia è scontro totale Lega Fratelli d'Italia. I fratelli escono dalla maggioranza, il divorzio dopo 126 giorni di crisi. I 2 litiganti, il sindaco Armelao e il segretario locale Penzo, sono entrambi poliziotti. Il commento del segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Luca Spavanetto, è il seguente: ha completato, sottinteso Armelao, il sindaco di Chioggia, ha completato quel lavoro di esclusione dal governo della città iniziato con la cacciata del nostro vice sindaco. Insomma, scontro totale Lega Fratelli d'Italia anche a Chioggia, dove però è in corso una amministrazione di centrodestra, appunto, dove la coalizione di centrodestra guida la città. Vedremo come proseguiranno tutte queste vicende di appunto piccole scaramucce o grandi
crisi, vere e proprie guerre intestine nel centrodestra. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima che riguarda le realtà imprenditoriali del Veneto e diciamo il mondo del lavoro. Il click day non basta, mancano lavoratori stagionali. Il numero di lavoratori non comunitari previsto dalle norme nazionali, dai decreti, non è sufficiente. Le imprese parlano di un iter complicato e la richiesta di personale sarebbe più del doppio. L'articolo è di Riccardo Sandre per i quotidiani del gruppo NEM. Leggiamo rapidamente alcune dichiarazioni. La CIA, l'organizzazione degli agricoltori, dice: il decreto flussi è inadeguato alle esigenze e assurdo nei suoi metodi. Federalberghi: circa 3.000 ingressi per noi sono pochi, per una stagione che sarà da record. E poi la dichiarazione della CGIL: senza controlli solo il 30% dei nulla osta rilasciati diventano contratti. Insomma, c'è anche una questione di tutela del lavoro, dei lavoratori e di corretta applicazione dei contratti di lavoro. Infine l'ultima notizia flash, tornando sul Gazzettino: terremoto in Friuli Venezia Giulia, la scossa da 4.7 gradi della scala Richter è stata sentita anche in Veneto. La terra ha tremato poco dopo le 22 tra le province di Udine e Pordenone. Notte di paura nei paesi, c'è chi racconta nella casa cadeva tutto. L'articolo è di Lorenzo Padovan e per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.